Sotto l'ombra imponente dell'anfiteatro romano di Cagliari, eretto nel glorioso secondo secolo d.C., si dispiega uno degli scenari più venerati della Cagliari romana. Scavato profondamente nella roccia madre, questo magnifico teatro fu l'arena dove gladiatori e fiere selvagge si fronteggiavano con coraggio e destrezza. Posizionato a breve distanza dal porto di Cagliari, questo luogo sacro è facilmente raggiungibile anche a piedi. Le trombe risuonano, segno che lo spettacolo sta per cominciare. Attorno, sulle maestose gradinate, un numeroso pubblico si accalca, desideroso di assistere a competizioni spettacolari che infiammano gli animi, evocando l'entusiasmo e l'adrenalina simili agli eventi sportivi moderni. Nel frattempo, dal vicino porto di Caralis, le flotte romane giungono in città, portando con sé mercanti, senatori e ufficiali desiderosi di assistere ai giochi, trasformando Cagliari in un crocevia di cultura, potere e spettacolo. Ultimi squilli di trombe richiamano l'attenzione dei gladiatori, mentre le belve emergono lentamente dalle feritoie, pronte a scagliarsi in una lotta impari. L'eco delle voci si mescola al ruggito delle belve inferocite che si avventano sui gladiatori, in una sfida all'ultimo sangue tra uomo e bestia. L'arena diventa un vortice di polvere e ferocia, mentre il pubblico esulta e si lascia trascinare dall'emozione del momento. I tribuni, seduti nei posti d'onore ben in vista, osservano con fierezza, consapevoli che questi giochi non sono solo un intrattenimento, ma un potente strumento per celebrare la grandezza dell'impero e rafforzare il consenso politico.